Non sono più solo, ma diamo il benvenuto qui a Cittadella Radio a Raffaele Cataldi del Comitato Cittadini Liberi e Pensanti. Buongiorno Raffaele. Buongiorno a tutti e a tutte. Amico di infanzia, lo dico prima perché così insomma non sembra neanche che siamo finti e che magari ci diamo tipo delle robe così, ci conosciamo da un sacco di tempo, quindi insomma ci diamo del tu serenamente e siamo qui per parlare di un omaggio, anche se in realtà poi vorrei parlare un po' anche di Malesangue, sta diventando un best seller questo tuo racconto da operaio dell'ex Ilva. Malesangue è un altro strumento, come un omaggio per arrivare a chi non conosce la storia di Taranto. Io sono stato sabato e domenica a Campi Bisenzio e vi devo dire che, come si dice, fuori da Taranto ci amano. Siamo noi che non ci amiamo. Siamo noi che non siamo in grado di capire quanto importanti siamo per o il nostro problema o un problema proprio della città. Parleremo anche di questo, però come detto oggi ci concentriamo un po' di più su un omaggio libero e pensante, l'edizione 2025, un'edizione particolare, lo sapete, anche perché insomma sarà vissuta e progettata, lavorata anche nel ricordo di Massimo Battista, recentemente scomparso, e partiamo proprio da questo presupposto, da questo elemento. Quanto è difficile prepararlo o lavorarlo, diciamo, con il ricordo di Massimo, o magari non lo so, è qualcosa che ti stimola un po' di più? Organizzare l'un omaggio è complicatissimo, massacro, soprattutto quando parti da zero e non hai risorse, ma non è solo quello, perché comunque noi ci teniamo a fare bella figura come l'anno scorso, soprattutto a livello politico. E non parlo di partiti, parlo di polis, diciamo, documento. Certo. In questo momento, per quel che mi riguarda, stiamo facendo politica, cittadinanza attiva, partecipazione, politica, certo. Ma politica, quindi per noi sono importanti i temi che andiamo ad affrontare su quel palco. Ancora una volta daremo voce a quei territori che non... Ce la puoi dare un'anticipazione? No, qualche anticipazione. Attenzione. Di qualche territorio, cioè come sempre saranno con noi i nostri compagni della TAV, saranno con noi i compagni di GKN, perché si è creato questo ponte, diciamo. Siccome a Taranto ne abbiamo pochi, diciamo, ce ne servivano altri. Questo ponte perché apparentemente possono sembrare due vertenze diverse, ma non lo sono. Cambiano solo i numeri magari degli addetti che sono implicati in questa vicenda. Loro hanno 300-400 operai. Ho visitato anche la fabbrica. Posso dire giorni. Che forse cambia anche la reazione un po'. Cambia la reazione, ma cambia anche tutti gli attori che sono in campo. Cambiano gli attori. Allora, che sono questo in è quello campo. che vedremo, anche una parte di quello che vedremo dal punto di vista politico. Con l'organizzazione come siete messi nel frattempo? Allora, noi con l'organizzazione iniziamo a lavorare sempre da appena finisce l'un omaggio, iniziamo a pagare i debiti e quindi ci preoccupiamo già per l'anno successivo. Anche perché magari la gente, neanche io lo immagino, quanto costa? Costa tantissimo e noi un bilancio non possiamo fare solo manco il giorno dopo, 3-4 giorni dopo l'evento, perché come potete ben capire, a parte il fatto che ogni anno cambia qualche regola e quindi cambiare qualche regola significa soldi. Noi siamo partiti che nel 2013 abbiamo dovuto ottemperare ad alcune regole. Oggi ci troviamo tutt'altro. Certo. Noi siamo costretti, ricordatevi, a fare 3 km di recinzione per proteggere gli alberi che nel frattempo l'amministrazione comunale Melucci ha piantato nel parco dove facciamo l'evento, e ricordiamo a tutti era sconosciuta la città e anche che un gruppo, certo, di pazzi ha scelto la rotonda, armati di 10 spogliatori, ha iniziato a pulire. E quindi questa cosa viene sempre dimenticata, probabilmente fa parte di quello che dicevamo all'inizio, che i tarantini dimenticano facilmente. Probabilmente non lo sanno neanche. Noi invece no. Probabilmente una parte non la sa neanche, ma al di là di questo, senza entrare in questo adesso, quello che ti chiedo a questo punto è: voi avete lanciato una campagna di crowdfunding ultimamente, noi per adesso abbiamo pochi secondi prima di andare in pubblicità, dacci un accenno, ma poi ci devi raccontare come fare per contribuire. È un aiuto che chiediamo ulteriormente ai nostri concittadini e al resto dell'Italia, e in cambio noi diamo delle ricompense, quindi aiutandoci noi daremo una maglietta,
il libro, la possibilità di essere un fan attivo del comitato. Quindi c'è una bella campagna che abbiamo messo su, che ci aiuterà a pagare una parte delle spese, che sono tante, magari dopo le elenchiamo, perché magari non si sa. E allora fermiamoci qua. Tra un po' vi racconteremo tutto quello che c'è da pagare per mettere in piedi uno spettacolo come quello dell'1 maggio. Intanto grazie a Raffaele Cataldi, che rimarrà con noi anche nei prossimi minuti. Siamo con Raffaele Cataldi del Comitato Liberi e Pensanti, stiamo parlando dell'1 maggio Libero e Pensante 2025, l'1 maggio Taranto. Ci siamo lasciati parlando della raccolta fondi, del crowdfunding lanciato per pagare una parte delle spese. L'obiettivo è 15.000 euro per pagare, credo, la sistemazione degli ospiti? Sì, per pagare una parte sistemazione, il pranzo, le cene e soprattutto i biglietti aerei certo. Che anche perché più vicini all'evento e più costano, perché artisti e ospiti vengono gratuitamente. Vengono gratuitamente, vengono ospitati da noi, certo. E cerchiamo di fargli vedere la bellezza di Taranto e l'ospitalità, quindi cerchiamo di trattarli il meglio possibile, quindi è giusto che non ci sia solo la vertenza Ilva, la vertenza delle guerre, ma ci sia anche una vertenza positiva, che è quella di far vedere come sia bella la città, che è quello che andiamo a dire in tutta Italia. Io l'altro giorno sai che a volte penso Campi ho invitato tutti. Sai che a volte penso che questo sia certe volte un problema, nel senso che tante volte questa città è talmente bella che certe volte davvero io mi chiedevo, quando scrivevo all'inizio, no, tutte quelle robe delle perizie, i danni e così, dicevo, cazzo, ma è davvero possibile che sia così, eppure è così bella? Cioè, prova a immaginare, adesso arriva la settimana santa e c'hai la gente per strada, c'hai il Vespucci sotto il castello, in qualche modo, cioè hai uno scenario che è talmente bello che a un certo punto forse un po' ti illude che non sia così, e invece certo, poi ti risvegli e comunque ti ricordi che c'hai il Vespucci, ma c'hai la Marina Militare, che c'ha un muro che ti toglie tutte le bellezze della città, e quindi ti fa arrabbiare ancora di più. La città dei muri e dei ponti. Infatti. Ti sei portato, su mia richiesta, certo, onestamente lo dico, un elenco dettagliato della spesa e delle spese che dovete sostenere, per dare un'idea significativa, insomma efficace, a chi ci ascolta, della necessità che c'è di un piccolo contributo di ciascuno. Ce ne racconti? Sì, sicuramente qualcuna? Avrò dimenticato qualcosa, perché comunque, come dicevo prima, fino all'ultimo momento, fino al 3-4 che non partono tutti quanti, c'è sempre qualcosa da aggiungere. Però la gente deve sapere che noi dobbiamo pagare la vigilanza, dobbiamo pagare la logistica, quindi biglietti aerei, viaggi, hotel, pranzi, cene, l'ospedale da campo, perché noi siamo obbligati a mettere un ospedale da campo perché c'è una capienza importante. Poi abbiamo i vigili del fuoco, la presenza dei vigili del fuoco, che comunque è a carico di chi organizza. Dobbiamo pagare le ambulanze, dobbiamo pagare la recinzione. Ricordiamoci che noi facciamo una recinzione di circa 2,5 km, quindi che serve per proteggere gli alberi che sono stati piantati qualche anno fa dall'amministrazione Melucci. Abbiamo l'assicurazione per gli alberi, abbiamo internet da pagare, abbiamo i biglietti conta persone. Anche per esempio questa roba di internet è strana, nel senso che uno non ci fa caso, perché tanto ormai la wifi la trovi ovunque, invece no, lì ti serve perché devi trasferire il segnale, perché devi mandare una serie, i giornalisti devono lavorare, scrivere, mandare video, perché diamo un servizio, allestite anche una sala stampa, diamo un servizio, allestiamo una sala stampa, e poi molti ogni anno ci arrivano dei messaggi, ma come l'1 maggio a pagamento, no, il ticket che facciamo noi, quello ci serve come conta persone, perché è un'altra prescrizione che ci chiedono di arriviamo invece al succo. Kickstarter, su Kickstarter non ho finito, però però dobbiamo lanciarla sta raccolta fondi, certo. Allora noi siamo con questa raccolta fondi a 8.400 euro, dobbiamo arrivare minimo a 15.000 euro per riuscire ad ottenere questi soldini che ci servono. A noi ci serve come il pane tutto, anche la bottiglia di vino. Io stamattina quando vado via di qua
andiamo a vendere le bottiglie di vino. Andate su Kickstarter, andate su kickstarter.com o cercate Un omaggio Taranto su Google, la raccolta fondi, troverete o la landing page unomaggiotaranto.com oppure diciamo su Kickstarter il crowdfunding, e mi raccomando una piccola donazione. Una piccola donazione e noi vi diamo. Scegliete voi, ma c'è fatelo la maglietta, anche senza c'è il libro, la maglietta, c'è quello che volete, potete anche donare e non richiedere niente, esatto. Però ci piace dare in cambio qualcosa perché è un segno, è un segno, così come diamo il vino, perché alla fine ci fanno una donazione, chi riceve il vino ci fa una donazione, certo. Anche per le magliette. Mi raccomando, ci rende tutti protagonisti, anche chi ha preso la bottiglia del vino sta organizzando l'Un omaggio Taranto. Mi raccomando, andate su Kickstarter, date una mano diamo una mano al Comitato Liberi e Pensanti, come si dice a Taranto, ogni pizza che gnore. Grazie a Raffaele Cataldi per essere stato con noi, grazie al Comitato Liberi e Pensanti, grazie anche a Giovanni Straziota, diciamo, che si occupa della comunicazione e che è lì dietro le quinte. È un elemento importante del comitato, di quelli che non si vedono, come le tante persone che non si vedono e che ho voluto citare nel libro proprio perché bisogna capire che cos'è il comitato. Bene. Non è una persona. E allora approfittate, contributo e poi Male Sangue, il libro di Raffaele Cataldi. Grazie per essere stato con noi, Raffaele.